Antartide DVS, 2 Annabelle, 3 Chocolat Chaud, 4 Apessan, 5 Amiachak SM, 6 Arma Wise AS. Completamente sferrato Chocolat Chaud e sferrata alle anteriori Apessan. Favori del pronostico per Arma Wise AS in chiusura, 2,07 la quota. Macchina che accelera, partiti in questo momento con lotta per il comando, con Chocolat Chaud che numero 2 Annabelle, sbagliato invece Annabelle, insiste all'esterno Arma Wise AS che va all'attacco di Chocolat Chaud che replica 200 iniziali, svelti in 14,4, insiste ancora al largo Arma Wise, duello incandescente fra le prime due per i primi 400 metri di gara, se ne va un quarto in 27,9, non passa ancora però Arma Wise AS. Chocolat Chaud decisa a rientrare all'avversaria che deve prendere in mano e accodarsi in seconda posizione dopo 600 metri di gara. Completamento in 42,3 dei 600 e ora davanti alle tribune conduce Chocolat Chaud nei confronti di Arma Wise AS, terza posizione per Apessan, poi Antartide DVS che lascia in coda Amiachak SM. Fuori corso, come detto, Annabelle, fallosa subito. I cavalli si apprestano a completare il chilometro, tutti in fila indiana dopo il violentissimo strappo iniziale, chilometro che se ne va in 1,15,2, 14,9 ufficiale, e dalla terza posizione accenna a muovere al largo Apessan. Apessan prova a progredire ma per il momento non riesce ad avvicinare la battistrada e rimane a metà di Arma Wise AS che è sempre in schiena a Chocolat Chaud. Dalla coda anche Antartide DVS prova a venire via, completamento della piegata, l'errore di Chocolat Chaud, lascia al comando Arma Wise AS. 3 Chocolat ultimi Chaud, 100 metri di gara con Arma Wise AS che viene a dominare. Secondo posto per il numero 4 Apessan che piega Amiachak SM, 1,15 netto ma con parziali vertiginosi nella prima parte di gara. Arma Wise AS, Andrés Boldura in sediolo, seconda guida di Alessandro Gocciadoro. Porta il team giallorosso al triplo in giornata, grazie appunto ad Arma Wise AS, 2,07 la quota, aveva chiuso da favorita e ha vinto molto bene, mentre si è gettata di galoppo Chocolat Chaud all'ingresso in retta d'arrivo. Andiamo a rivedere le fasi finali quando sposta nuovamente Arma Wise. Chocolat Chaud qui si mette brutta di figura un po' e poi sbaglia, probabilmente anche stanca, dopo il violentissimo 42 rotti dei primi 600 metri. Via libera così per Arma Wise AS, Andrés Boldura, e triplo per il team Gocciadoro.